Ciao, in questo video voglio spiegarti 3 tecniche di respirazione in modo da calmare sia corpo che mente. Una di queste sarà principalmente per energizzare il corpo, quindi 2 sono per calmarle e una per energizzare il corpo, e ti spiegherò come utilizzarle nella vita di tutti i giorni. Prima di tutto mi presento, io sono Alessio Veneziano, fisioterapista olistico e fondatore del sito web venezianotherapy.com. Attraverso articoli, video, ho un programma anche di 6 settimane che offro ai miei clienti, per quale aiuto le persone a migliorare o curare il sistema nervoso, quindi problematiche di dolore cronico, soprattutto sul tratto cervicale. Ma andiamo quindi avanti su questo video. Stavo dicendo che puoi usare il corpo, appunto il tuo respiro, per calmare sia corpo che mente. Negli anni sono state create diverse tipologie, diversi metodi per usare il respiro. Nello yoga lo chiamano pranayama. Io ho selezionato 3 principali metodi di respirazione per l'abbassamento del dolore. Come lo si fa? Prima di tutto devo dirti che il sistema nervoso è direttamente collegato al sistema di dolore, appunto è il nostro cervello che analizza i segnali del nostro corpo e emette o no dolore. Cosa succede quando la respirazione è troppo affannosa, quando respiriamo troppo nella parte alta del nostro corpo? Succede che il sistema nervoso capisce o analizza questi segnali, quindi di respirazione molto alta, molto affannosa, molto corta e superficiale, come segnali di pericoli, segnali che sono come se noi dovessimo scappare da una situazione, o come se qualcosa all'improvviso stesse arrivando. Quindi capisci che il sistema nervoso è collegato direttamente al nostro cervello, che è colui che appunto rilascia il dolore. Se riusciamo a coinvolgere il sistema nervoso con il respiro, quindi a influenzarlo col respiro, riusciamo anche quindi ad abbassare il livello di protezione del corpo e quindi riusciamo ad abbassare il livello di dolore. Ovviamente questo funziona non solo per il dolore, ma anche principalmente su stati d'ansia, perché quando siamo in ansia abbiamo questo sistema affannoso di respirazione, ma possiamo usarlo, come avevo detto prima, in modo da energizzare il corpo. Quindi se siamo troppo rilassati o siamo leggermente addormentati, possiamo usare il respiro per ritornare ad uno stato attivo. Cosa succede fisiologicamente sul respiro quando viene energizzato, viene rilassato? Una delle principali branchie del sistema nervoso è quella relativa al nervo vago. Avete magari sentito già parlare di questo importante nervo, che è uno dei nervi che va a rilassare il corpo. Se attivato, quindi con una respirazione diaframmatica, si va ad abbassare il livello di battito cardiaco, quindi il livello di pressione e anche il livello di allerta del sistema. Vediamo un attimo come si può fare. Il respiro diaframmatico, se non sai cos'è, il diaframma è uno dei principali muscoli del corpo, molto importante, che ci serve per respirare, e respirare soprattutto riempendo i polmoni fino alla fine. Il diaframma si trova in questa posizione qua, normalmente a riposo. Quando noi lo utilizziamo, il diaframma si va a estendere e distendendosi riusciamo a riempire molto meglio i polmoni. Riempendo molto bene i polmoni abbiamo più energia, i polmoni hanno più ossigeno, abbiamo anche più tempo per far estendere questo ossigeno su tutto il corpo. Devi sapere che più ossigeno c'è nel corpo e più rilassamento ci sarà e più focus ci sarà nel corpo.
Quindi cosa succede? Facciamo un respiro diaframmatico, ok? Vuol dire che respirerò con la mia pancia, quindi in questo modo. Quindi fai finta che ci sia la tua bocca proprio nello stomaco. Più facile respirare tramite il naso che rispetto dalla bocca. Quindi se questo qua è già difficile per te, testiamolo prima. Se in questa posizione qua, da questa posizione, quindi le mie dita sono in questo modo, dietro mi metterò così, quindi già sopra un pelo prima i miei glutei. A quel punto cerco di stare in questa posizione e spingere la pancia in respirazione, quindi sento che questa parte bassa si dovrebbe espandere. Se non si espande vuol dire che non stiamo usando il nostro diaframma. Proviamo. Puoi vedere le mie mani, le mie dita si espandono quando espiro. Se questo sia difficile, proviamo a farlo sdraiato a pancia in su. Quindi in questo modo ci mettiamo in questa posizione qua, una mano sta sulla pancia, una mano sta sul petto. In questo modo riusciamo a capire se stiamo usando la pancia o meno. Quindi ovviamente stiamo in una posizione con le gambe in questo modo perché abbiamo meno carico sulla schiena e quindi riesce anche a posare la parte bassa della schiena a terra. In questo modo quando riempiamo la pancia ci è più facile capire se stiamo usando il diaframma oppure no, perché si espanderà molto più facilmente in questa posizione che nella posizione seduta. Quindi una mano sulla pancia, la mano sul petto e respiriamo cercando di non muovere il petto, quindi respirare solo dalla pancia. Proviamo. Come puoi vedere la mia pancia va su e giù e in questo modo sto respirando principalmente dalla parte bassa. Una volta che questo ti è facile farlo, facciamo uno step avanti, uno step in più. Quindi dalla pancia andiamo verso il petto. Quindi non ispirerò dalla pancia il primo respiro e lasci andare. Il secondo respiro ispirerò dalla pancia, ma farò fluire l'aria verso il petto. Ti faccio vedere. Quindi inspiro, pancia e petto. Quindi in questo modo sto riempendo i polmoni in modo molto ottimale, non solo la parte bassa ma anche la parte alta. Questo è normalmente un esercizio che si può fare quando trovi facilità a usare il diaframma. Se non trovi facilità ti consiglio di fare solo questo esercizio del diaframma, solo usare la pancia per un po' di giorni, magari un 5-10 minuti ti metti così e piano piano provi a focalizzarti solo sulla mano. Quando senti che questa cosa ti rimane facile da fare, non utilizzare le mani e prova a vedere se riesci a farlo senza mani. Se questo anche ti è facile, a quel punto provalo da seduto. Quindi riproviamo. Inizialmente è normale sentire che anche il petto si muove. Ora io sono molto abituato, lo faccio da anni. Inizialmente ovviamente era non sincronizzato, quindi si muoveva un po' tutti e due, magari solo il petto. Cerca di rimanere focalizzato sulla parte bassa. Quando vedi che questa cosa è più facile farla,
entrerà nel tuo subconscio, entrerà nel tuo meccanismo di apprendimento, come se stessi apprendendo a guidare una macchina, a guidare una bici. Una volta fatto, il sistema entra in una modalità di apprendimento e quindi non devi più pensarci. Ogni tanto nota come stai respirando, fai una sorta di check col tuo corpo, se stai respirando con la pancia o se stai respirando col petto. Una volta che sei cosciente che in quel momento stai respirando col petto, switcha, cerca di andare sulla pancia e vedrai che ogni giorno il sistema si adatterà. Quindi questo è il primo esercizio. Il secondo esercizio è molto più corto. Questo esercizio si fa per anche calmare la mente, ma ci vogliono veramente pochi secondi, calmare la mente e il corpo. E si fa così. Come puoi vedere, ho fatto 2 volte inspiro, quindi è una più lunga, quindi una corta e una lunga, e giù, espirare dalla bocca. L'ultimo è per l'energizzazione del corpo. Questo lo faccio soprattutto al mattino. Questo è un esercizio di energizzazione del corpo. Quindi è da questa posizione qua. Quindi è da questa posizione qui, inalo, quindi inalo e butto fuori l'aria sempre dal naso, solo dal naso. In questo modo creo una sorta di pressione sulla mia pancia e sul mio petto, e il sistema reagisce in modo da energizzare il corpo, quindi entra, esce, continuazione aria. Ovviamente questo fa l'effetto opposto. Se ci pensi, questo è come se io fossi quasi in affanno, ma quando il sistema si trova in una situazione di estremo relax, magari dopo aver dormito, è giusto avere questo boost di ossigeno, questo boost di energia che ci va a attivare tutto il sistema. Se soffri normalmente di ansia, se soffri normalmente di stati magari di agitazione nel giorno, questo non è l'esercizio giusto per te. Se invece ti trovi in una situazione in cui sei molto stanco, magari devi fare delle cose, devi andare a un evento ma non hai quell'energia che ti serve o non hai quella motivazione, prova a fare questo esercizio. Quindi normalmente io ne faccio 10 e poi prendo una pausa di 30 secondi, 20 secondi, giusto per capire come il mio sistema sta reagendo. Lo rifaccio, ne faccio 10 e faccio 20 secondi di pausa, ok? Quindi puoi anche chiudere gli occhi qua, ancora meglio. Noterai che c'è un distacco tra energizzazione e relax. Questa è una sorta di anche reset del sistema nervoso. Prova a fare questi esercizi e fammi sapere se ti sono stati di aiuto. Quindi i primi 2 sono calmanti, respiro diaframmatico, il respiro 2 in e 1 out. Il 2 in sono molto corti, l'out è lungo, quindi e lo puoi fare dalla bocca. E l'ultimo sono i 10 e relax di 20 secondi. Ok? Questo l'ultimo lo puoi fare in cicli, in 2-3 cicli, vedi tu, 10 ripetizioni, poi fai 20 secondi, poi 10 ripetizioni e 20 secondi. Sono esercizi che li finisci in 2-3 minuti massimo. Se invece hai bisogno di una guida per la risoluzione del dolore cronico, che sia cervicale o mal di schiena,
ti invito al mio programma di 6 settimane, dove ti guiderò passo dopo passo, settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, su quello che bisogna fare e su quello che devi sapere per stare bene. Ancora, grazie mille e ci vediamo al prossimo video. Ciao!